Bella raga, ciao a tutti. Ma ragazzi, andiamo col sincro donne. linea femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Vediamo un po' cosa combiniamo. Cominciamo con questo. Chiaramente poi ci ribecchiamo per la parte finale. Sopportiamo la squadra davanti. Aia. Oddio. Ok. Ci becchiamo per i chilometri decisivi. No. Ok ragazzi, ma Ok. 10 km. Vediamo. C'è l'olandese Mollema. O Mollema, lasciavo sempre la scelta davanti. Siamo per un quinti Formula con Nibali che Danimarca sta in giocando testa, ragazzi. Qualcosa che va al di là. Sta andando bene, diciamo. So qua facciamo tirare formolo. Andiamo con un 3-4. Ok, Nibali non deve stancarsi. Stanno arrivando gli altri. Ma fra un po' io parto con Nibali, E vediamo se riesco a fare il miracolo. Abbiamo un minuto di vantaggio sul gruppo di A1. E stiamo prendendo Mollema, ragazzi. Formula Buona sta entrata in pigliando acqua. Mollema. O Mollema, la ripeto. È sempre vostra la scelta. Boom boom. Intanto dietro cade. Siamo terzi. Mollema è finita, ragazzi. L'olandese è finita. Mancano 6 km. No, stronzo. Dietro, sono dietro. Attenzione, ci prova Fuslang, ma Formolo tiene botta. Formolo mi sta regalando qualcosa che va al di là. Grazie Formula. E Formula, ciao. Bomba. Siamo terzi. Grecia, Danimarca, Italia. E Nibali ci prova, ragazzi. Nibali ci prova adesso. Sì, ma vai però, Nibalone. Nibali ci prova adesso. Vincenzo Nibali, vai Vincenzo Nibali. Bellissimo questo, Non ce la fa. Non ce la fa purtroppo. Danimarca, Secondi. Grecia, Italia. Incredibile, vince l'Olanda, ce la fa. Olanda, Italia e Danimarca. Peccato ragazzi. Ragazzi, mancano circa 10 km per la prova in linea maschile. Ancora pozzovivo Nibali. Ancora pozzovivo Nibali. Mamma mia, super come qua, Se la stanno giocando loro. Facciamo alzare i giri un po' Nibali. Super Cuba. Abbiamo ancora l'Olanda con Dumoulin. Slovenia con Pogacar. Danimarca, Grecia e e Gran Bretagna Italia. con Yates. Questi si stanno giocando l'oro per il momento. Ok. Danimarca show. Pozzovivo sta cercando di fare il possibile per dare a Nibali questa volta la possibilità di vincere. Grecia. Tanto facciamoli usare il gel energetico. Tante medaglie finora, Bene, bene, dai che oggi siamo andati bene. Sincro vivo, lasciamolo tranquillo. Vai. Ultima per oggi, disciplina. Facciamo partire Nibali e Eccola vediamo qua. se stavolta è fattibile. Eccola qua, bella come il sole. Di notte. Partono prima, vediamo Vincenzone Nibali, dai Vincenzone. Dai Vincenzone, ci prova. Ma sembra... Sembra non farcela. No, stavolta è andata male. E vince la Slovenia, incredibile. Slovenia oro, Gran Bretagna e Francia. Mamma mia, questo è perfetto quasi, Peccato. Questo è da oro. Beh, ragazzi, se questo pesi, questo donne, da poi oro. ci sono anche gli uomini. Cioè, sulla carta una volta ero forte. No, pensavo meglio. Secondi. Oh, è tornata alla China. Vai, 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 vai. Ok. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok. Molto bene, siamo già secondi. Insomma, non lo so. Vai. Siamo secondi per il momento con la Cina in testa, ok? Perfetto.
Dai. Buono. Ok. Cazzo, 205. Vediamo, proviamo i 210. Sempre secondi. La Cina sembra inarrivabile. Ok. Perfetto. Dai. Ok. Vediamo se è oro. Gold medal, lo sapevo. Italia, USA, Stati Uniti. Non male, ma forse consolidiamo la second place. Solo quando sapevo che mi beccavo la medaglia d'oro. Cina, Italia, Danimarca, ultimo tuffo. E Gran Bretagna. Ok. Stati Uniti comunque non mollano, se non è oro, l'è argento purtroppo. Vai. Ora siamo tornati davanti. Non male, ma non benissimo. Cina, Italia e Danimarca. Ci vediamo per i medagliere. Che questo è il mio... Era delle mie discipline. Partiamo già da 2.10, massacriamoli. Anzi, 2.11. Vai. Vai. No, ho sbagliato forse. Non ci credo. Ho usato troppo, spero di no. Spero non ci avrà la medaglia così. Stiamo così. Ti prego, Kume. Ok. No, questo è buono, questo è buono. Ma stiamo scherzando? No, ti prego, Moreno, no. Moreno, no, ti prego, Moreno. Non può essere per un chilo, dai. Godo. Godo, le oro, le oro, le oro. Oro alla fine. Yes. Yes, strappiamolo alla Germania che stava tornando. Italia, Germania, Polonia. Godo. Germania e Polonia. Ok, perfetto. Si va col skit femminile. Vai. The next event is a good one. Great conditions as well to be shooting in. It's the women's skeet. Godo. Detonates on the high house. Dai. This is the double. Godo. Good for two. Well, the crowd will react to that quite rightly. Vai. Godo. Gets a piece of that one. Now for the double. No, l'avevo preso. Yes, porca, l'ho perso uno. Stati Uniti in testa, mamma mia. Che lotta con United States of America. Bello. There goes the upper house. Up next the double. No, troppo presto. Calma. Buono. Great shot.
Station number 4 midway through here. Buono, mamma mia, ha preso all'ultimo questo. Obliterated it. We're looking for the double on station 4. Mamma mia, che double. Che double dell'Italia, che double. Altro doppio. Now for the double. Altro doppio. Well, that's two È tornata l'Italia, signori. in a brace. Devo guardare per la classifica. Impressive stuff, that. No, l'ho ciccato. Che errore pesante, come un film di Fassbinder. This is the double. Manco mal, dai, mi rifaccio qua. 2 more to the tally. Well, that's a big confidence booster. Australia, Italia, USA, che attenzione, crollo statunitense e godo. Sbagliato, brutto questo anche. Needs to hit the target here. Station number 6 looking for the double. No! Madonna, Well, brutti this errori. average capable of an awful lot more than that. Siamo Average tutti là. performance on this occasion. Oh, pari merito argento con States. Grande doppio. Good shooting. That pleases the crowd. Mamma mia, siamo tutti là. Let's have a look at the scoreboard. Second place. Buono. Has a piece of that. 2 more targets to hit then at the final station. Buono. Mal che vada argento. No messing around there. Ed è first class con gli Stati Uniti. No, pari merito. Terza Australia, incredibile. Oro Italia, oro USA e bronzo Australia. Ok. 0 0. Bene, adesso andiamo con lo skit maschile. Vai. Mi sono preso un oro pesante, ma proprio con gli Stati Uniti, incredibile. Che bello. Gli americani sono forti, c'è da fare. Welcome to the Royal Artillery Barracks, a gorgeous venue and a stunning Vai. setting for the final of the men's skeet. Si parte bene. Did well to pick off the upper house there. Let's have a look at the double. No, Really ciccata good technical stavolta. performance there. No. Well, the crowd quite rightly don't understand where that last shot was aiming. Can he follow it up with a double here? Dopo l'oro femminile stiamo rischiando in quello maschile, di brutto anche. Did everything he needed to do and more. Turchia in vantaggio, States in difficoltà, Italia crisi nera, crisi nera. Gol. No! Ed è... No, 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 no. It's difficult. No, l'avevo preso perfettamente. Moving away. Schifezza, schifezza a Londra. 2 targets coming. High house first. Piattello maschile che sta dando difficoltà, porca trota. Locked in here. Oh yeah, he likes that. Gol. Well, that's good. Plenty of powder in the sky. That means he hit the high house. 6 targets to aim for then. This is Sbagliato. station number 4. Bit previous with that Come, shot. come. 2 more targets still to hit. Gol. Well, he's at the double there. Importante la stazione 4. Looking for the double here. Doppio errore, zio Very Kane. good stuff. Il zio Kane. All right.
do much better though, and that scoreboard Dio underlines Cristo, it. meno male che gli americani sono secondi, però sto sbagliando cose che non devo sbagliare. He exploded that. Looking for the double. Lower house first. This is station 5. Gol. Gets the first. Gets the second. Well, no mistakes here. Gol. Dai! Picks off the low house well. This is the double. Low house first. Gol, bellissimo questo. That's the double. Well, that's a good round. Poi recuperiamo, siamo terzi. La Turchia in testa, questo è positivo. No, no, no. Faccio errori stupidi. Stazione 8. Well, there was contact there. Certainly got a piece of that one. There are 2 targets here on offer that can be hit. Ma va a cagare. Diciamo anche il bronzo forse. Is station number 8. Terzo posto. Stati Uniti vincono all'ultimo. Izzi. Anche la Cina comunque. And the celebrations of this athlete will tell you exactly that. USA, oro. Turchia, silver. Italia, bronzo. China, bronzo. Let's have a look at the overall. Adesso abbiamo tiro con l'arco individuale, uomini e donne. Vai. Non è andata male, poteva andare molto meglio, però purtroppo gli Stati Uniti non mollano, ragazzi, non mollano. This is probably Vai. the most historic venue to be used in the London 2012 Games. Quite apt when somebody will write the next chapter of archery's Olympic adventure. That's 9. arrow number 2 then. So 9. close to a 10. That's a 9. 2 gone, 1 arrow to go. 9 9. that arrow. Triplo 9. Here's the replay of that. Qua c'è Corea e Cina, teoricamente gli Stati Uniti non sono fortissimi qua, per fortuna. This is the first arrow of the second end. 9. 9. Arrow 2. That's a decent 7, no. 7 points. This is arrow number 3 on end 2. The outer 9. yellow circle Quel has 7 è 9 pesante points. però. Here is the replay. Corea in vantaggio, noi terzi. Italy are in with a chance of a medal at the halfway point. They're in 3rd place. 10 perfetto. That's a maximum. Second arrow. 9, buono. In the outer yellow circle. This is the final arrow of the end. So 9. close to the maximum. That's 9. Well, let's have a look at the replay. Ok, inizia l'ultimo turno. Siamo terzi, quasi ipotecato al terzo posto, ma la Corea sembra più forte, come si sa, nelle specialità di tiro. 10, bello questo però. This is the penultimate arrow in the competition. 9, non male, hai ipotecato ormai il bronzo. Arrow number 3 then. That's 8. Chiudiamo con un brutto 8. Let's check on the replay. Terzo posto. Corea, Cina, Italia. Career after all of the hard work pays off with this gold medal. With China taking silver and Italy finished with bronze. E si becca un bel oro la Corea, ma sappiamo che essere fortissima in questa disciplina. Let's round things up then with a quick. Ok.
Andiamo con l'ultima qua, tiro con l'arco maschile, poi andiamo a Beijing. Per fare il sincronizzato uomini e donne. Welcome to Lord's Cricket Ground. For many years this has been the scene Vai. of some great Ashes success for both England and Australia. But now a chance for somebody to win a medal in the Olympic archery. Si parte con un buon 9. 9 points. Good shot. 10. This is the third arrow. No. Mamma mia, meno male. Resounding sound that. Si parte a bomba. Here's the replay. Here we are for the second end, and the competitors will shoot towards 8, the no. magnificent media 8 centre. pesante. Having seen the first arrow, what adjustments will this athlete make for arrow number 2? That's 9. arrow's work. Speravo qualcosa di più. We're fast approaching the midway point in this competition. This is end 2, arrow 3. 6. 6 more to the total. Let's take a look at that replay. Porca trota. This is where we sort the men from the boys. End 3, arrow 1. 8 more to the 8. total. Iniziamo meglio con le donne, è incredibile. This is arrow number 2 for this athlete. Quasi tutti gli sport. The inner 8. red, 8 points. Niente, stiamo sbagliando tanto adesso, eh. Throws out end 3 with a good score here. And this really is a sport where millimeters count. Siamo addirittura terzi. Very happy with that. And as the scoreboard confirms, that will keep him very much in the mix. No, erraccio. Well, that's a strong start. C'è andata veramente di lusso, eh. Arrow 2, end 4. This athlete Ottimo, is 10. locked in right now. 10 more points to the total. Let's have 9 Buon more 9. to the total for that arrow. Here's the replay. Alto bronzo, Corea, Ucraina, Italia. Performance did really well there. Va ragazzi, andiamo col sincro donne. Cominciamo con questo. Aia. Oddio. No. Ok. Vediamo. 63,0. Siamo quinti con Danimarca in testa, ragazzi. Qualcosa che va al di là. Qualcosa che va al di là. Andiamo con un 3-4. No. C'è tensione. Buona entrata in acqua. 81,0. Boom boom. Siamo terzi. No, stronzo. Non male comunque. Bomba. 7,5. Siamo terzi. Grecia, Danimarca, Italia. Bellissimo questo, eh? 72,0. Danimarca, Grecia, Italia.
Bello. Mamma mia, super come qua, eh. Super come. 1,6. Primato individuale. Danimarca, Grecia e Italia. Ok. Danimarca show comunque. Danimarca, Grecia e Italia. Tante medaglie finora, eh? Bene, bene, dai, che oggi siamo andati bene. Sincro. Andiamo avanti, vai. Ultima per oggi, disciplina. Benvenuti ai tuffi da trampolino. Italia. Eccola qua. Eccola qua, bella come il sole di notte. Attenzione, attenzione. Mamma mia, questo è perfetto quasi, eh. Questo è da oro, secondo. Cioè, questo solo è da oro. 81,6. No, pensavo meglio. Secondi. Oh, è tornata la China. Vai. Insomma, non lo so. 81,6. Siamo secondi per il momento con la Cina in testa. Buono. Vediamo. Sempre secondi. La Cina sembra inarrivabile. Non male, ma forse consolidiamo la second place. 76,5. Cina, Italia, Danimarca, ultimo tuffo. Non male, ma non benissimo. 76,5. Cina, Italia e Danimarca. Ci vediamo per il medagliere. Ok ragazzi, andiamo al medagliere. Avevo detto che era una giornata positiva, infatti torniamo al vertice con 18 ore contro 17 degli Stati Uniti. Il Gran Bretagna rimane a 10. Come totale siamo pari, 37 e 36 con gli Stati Uniti, però loro hanno tantissimi argenti in più. Corea incredibile, ha solo 4 medaglie ma 4 d'oro. Quindi vicina in questo derby Giappone-Cina-Corea. L'Olanda si piglia un altro bel oro. Fa un balzetto in avanti la Germania, ma poca roba, con 3 medaglie totali, nessun oro, però, e poi entra l'Ucraina tra le nuove. E niente ragazzi, il medagliere è ancora vincente, ci sono parecchie nazioni, ripeto, Germania e Russia, le grandi deluse per il momento. Il calendario della giornata 7 è favorevole, andiamo per la giornata 8 che abbiamo un sincro 10, dopo tennis doppio misto, qua vediamo se riusciamo a farlo su tennis. Calcio, quindi arriva al calcio con donne,
Pistolari a Pechino, equitazione a Atene, qua c'era la foto, e poi il PGA Tour, come piace chiamarla a me, insomma, sul gioco di golf, uomini e donne. Vi avviso già che faremo le prime 9 buche le faccio io da solo. Io farò vedere le ultime 9 buche degli uomini e delle donne, perché sennò diventa troppo lungo. Capiremo il calcio, sarà veramente una giornata 8 ricca di emozioni. Ricordiamoci che dovrò fare le foto dell'equitazione. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci lasciamo questo medagliere meraviglioso. Ciao!